abbiamo condiviso tante battaglie per cambiare la Lega dall'interno e per scrollarsi di dosso il passato. Lui, Roberto Maroni e Matteo Salvini, insieme per il cambiamento. E visto che non si è giunti ad un'unica e condivisa candidatura finale, il vice segretario della Lega ha preferito appoggiare il già candidato e collega Salvini, rimanendo fuori dalla corsa alla segreteria federale. Una candidatura forte c'è, ed è quella di Matteo Salvini, e quindi credo che insomma, tutti dovrebbero pensare a lavorare in avanti, e lavorare in avanti vuol dire continuare con quella squadra di persone che con Roberto Maroni hanno fatto questo percorso. L'appoggio è incondizionato. In lizza tra i 5 nomi candidati c'è anche Umberto Bossi, ma per il padre fondatore, conti alla mano del vice di Maroni, non ci sarebbe possibilità di partita. Credo che comunque non ci sia paragone tra le due figure, tra il peso. Umberto Bossi, dopo la malattia, forse chi gli stava vicino avrebbe dovuto consigliarlo nel fare un passaggio diverso, nel diventare padre nobile del movimento, e questo glielo riconoscono tutti. E fermarsi lì. Per il Senatur, invece, ci sarebbero stati solo e ancora cattivi consiglieri. Facendolo contrapporre in una sfida che assolutamente non ha più senso, perché il passato è passato. Ed è tempo di voltare definitivamente pagina, modernizzare il partito, adeguarsi e cavalcare i cambiamenti. La pensa così anche Beppi Covre, per il quale il cambiamento in politica è fisiologico. Chi non ha mai avuto dubbi su Salvini è Gian Antonio Darè, che l'ha voluto anche all'unica festa padana di quest'anno. E anche Leonardo Muraro, fedelissimo tosiano, punta sulla novità e sulla voglia di fare dei giovani. Fuori dal coro Giampaolo Gobbo, che col cuore dice di stare ancora con Bossi. Ciò nonostante starebbe cercando di percepire anche i cuori e soprattutto la ragione dei fedelissimi. Si prende dunque del tempo per decidere. Sembra dunque che le vecchie ricette della cucina bossiana non seguano più i gusti dell'elettorato. Con la demagogia, col folklore, con gli slogan e zero fatti non si va più avanti.